Buonasera e benvenuti alla Finestra, la prima puntata di questo nuovo talk show di Antenna 3, tutti il sabato, e quindi speriamo di farvi compagnia e di raccontarvi che cosa sta cambiando nella nostra regione, nel nostro bel paese e di capire anche quali sono le criticità e le difficoltà di noi italiani che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare numerosi problemi. Ma in particolar modo questa sera vogliamo concentrarci sulla problematica della legittima difesa. Allora, per quanto riguarda la legittima difesa, il quesito è: ma possiamo davvero difenderci in casa? Perché in questi giorni si sente parlare di referendum, che poi non è un referendum per la raccolta delle firme, si sente parlare sempre di questo argomento, ma alla fine, gratta gratta, non si capisce in che direzione stiamo andando. Allora, voglio presentarvi subito i nostri ospiti. Comincio con il senatore del Partito Democratico, Giorgio Santini. Grazie per essere con noi in questa sera, inauguriamo questa nuova avventura. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Il piacere di avere con noi Roberto Zancan, imprenditore orafo. Benvenuto. Grazie. Lei mi è sul pezzo oggi e io la ringrazio. Grazie. Il piacere di avere una donna, perché le donne in politica sono veramente rare. Emanuela Lanzarina, assessore in Regione Veneto, benvenuta. Il piacere di ritrovare, come sempre, Fausto Fanelli del direttivo nazionale del COIS, perché come sempre ci racconterà delle chicche meravigliose ed esprimerà al meglio il suo amore per Alfano, perché lui è un uomo innamorato di Alfano, sono una coppia di fatto ma separata lontani, è un amore a distanza. E il piacere di ospitare in studio con noi Jacopo Berti, consigliere del Movimento 5 Stelle nella Regione Veneto, benvenuto. Buonasera, grazie mille. Oh ragazzi, è buio perché è sera e lo vedete dietro le mie spalle, le macchine che sfrecciano, le luci, e insomma siamo qui a raccontarvi in questa serata che cosa sta succedendo in Italia. Allora, vi do subito un dato che è molto interessante. Noi siamo qui a casa, stiamo guardando la televisione e sapete che viene svaligiata un'abitazione ogni 2 minuti, lo sa Fanelli. I furti in abitazione sono circa 689 al giorno, 29 ogni ora, 1 ogni 2 minuti. Sono stati circa 251.000 l'anno scorso. E allora è chiaro che siamo a casa e vogliamo difenderci, perché siamo qui davanti alla televisione, sentiamo un rumorino, prendiamo una spranga, Fanelli, ma no, non posso prendere la spranga. Allora, teoricamente in linea di principio è fondamentale chiamare sempre l'intervento della forza dell'ordine e della forza di polizia. Allora, il principio dell'autotutela un po' collide con il nostro ordinamento, con la nostra Costituzione. È anche vero che la gente ha diritto di difendersi e nel momento in cui è realmente il pericolo alla propria esistenza, la propria vita, la propria incolumità. Ma come faccio a saperlo, Fanelli, se sono stressata, se sono agitata, sono preoccupato, i miei figli da difendere, sì, i miei beni? Con ciò non vuol dire che magari adesso al primo rumorino, perché bisogna anche stare attenti a lanciare dei messaggi, Daniela, perché se sento il rumorino e io prendo e sparo, ovviamente la cosa diventa pericolosa e inopportuna. Se sento il rumorino, la prima cosa che devo fare è chiamare 112 e 113, fare intervenire la forza pubblica. Nel momento in cui però l'intromissione dentro la casa diventa una serie di violenze, di pericoli, come hanno funestato e come ha conosciuto perfettamente il nostro carissimo amico Zancan e la sua vicissitudine personale, lì sì che allora l'uso legittimo delle armi come dire, è tollerato, dovrebbe essere giustificato, dovrebbe essere codificato. Però arrivare al punto di sentire il rumorino e pensare di fare difesa fai da te, questo sia lontano. No. Mattarello no, lo teniamo da parte, aspettiamo che sia lontano un pochettino anche da quello che potrebbe essere un tipo di Far West. Noi non dobbiamo rincorrere il Far West. Certamente che l'incolumità della persona e della proprietà vanno difese, su questo non si discute, però ovviamente bisogna stare attenti a dire che insomma anche se una persona mette un piede dentro la propria proprietà io mi esulo, mi giustifico e mi autorizzo a sostituirmi al posto dello Stato. No. Io mi sostituisco al posto dello Stato nel momento in cui veramente c'è una situazione di reale, concreto pericolo, quando come le situazioni che hanno riguardato i nostri amici Zancan e Stacchio, hai capito? Allora lì sì che l'aversi difeso è una difesa legittima. Beh,
Sì, sicuramente. Allora, intanto Zancan, allora, cosa succede? Lei si è costituito assieme a Stacchio parte civile e ha fatto una richiesta di risarcimento danni, è così, è giusto? Sono notizie fondate? Sì, sì, esatto, esatto. Proprio martedì che c'è stata la prima udienza del soggetto lì, del delinquente che è stato arrestato, che è quello che oltretutto ci ha sparato addosso. Sappiamo che è una cosa simbolica perché da lì faremo fatica a trarne qualcosa, no? Però anche per una questione estetica abbiamo voluto costituirci parte civile e chiedere questi danni. Consapevoli comunque di quello che andiamo incontro. Non avete paura che magari ci possano essere ritorsioni dalla famiglia? No, glielo chiedo perché insomma sono un po' personaggini, no? Beh, Dio, le minacce le abbiamo già ricevute, non è che sia una novità. La vedo rilassato, mi fa piacere, cioè cosa vuole ecco, allora siamo a posto. Lo vedo molto rilassato, sarà perché qui adesso c'è Fanelli, si sente sicuro, insomma, no, la facciamo scorrere. non lo tocca a nessuno. Scendiamo a questo 10° piano meraviglioso. Allora, no, dico, sì, le minacce le abbiamo già ricevute, cioè non è che non c'è mancato niente fino adesso. Noi siamo abbastanza sereni perché sappiamo di avere la coscienza a posto, no? Noi se ci lasciano stare, se ci lasciano fare il nostro lavoro, siamo le persone più tranquille di questa terra. Quella notte, purtroppo, quella sera è successo quello che è successo, nessuno li ha invitati, hanno fatto tutto loro e le cose per loro si sono messe male. Secondo lei c'è stata una situazione, diciamo, corale, nel senso che comunque rispetto ad altri casi, ad altri episodi avvenuti negli anni, insomma, la coralità, il sentire popolare, l'opinione pubblica abbia anche aiutato insomma, ad evitare, poi ovviamente sono state tutte le indagini del caso, comunque insomma mi passi la parola, ad agevolarvi, nel senso che comunque si parla molto di legittima difesa, eccesso di legittima difesa, cioè secondo me anche tutto questo sentire da parte della gente che diceva no, questo ha fatto bene, fin da subito. Guardi, io non ho voluto abbassare la testa per due motivi. Il primo perché dovevo correre in difesa di quel povero uomo che mi ha salvato la vita, perché sappiamo in Italia purtroppo come funzionano le cose, se abbassi la testa sei finito. Secondo perché io sono stanco, perché è 10 anni che io e la mia famiglia per fare il nostro onesto lavoro e dar da lavorare a delle famiglie, quasi 60, pensa un po', dobbiamo continuare a subire quello che abbiamo subito, non voglio qua entrare nei particolari. Quante volte insomma vi siete ritrovati in situazioni analoghe? Io mi sono trovato in mezzo a 3 sparatorie, un sequestro di persona assieme alla mia famiglia, un'incursione dentro la fabbrica con 8 banditi di notte e mi hanno sparato addosso 70 colpi. Per quello la vedo così rilassato stasera, ha detto beh insomma ormai le cose le abbiamo tutte vissute, quindi insomma lei dice io voglio continuare a lottare nella mia attività, nella mia professione, spero di andare incontro a situazioni non come queste, conto sulle forze dell'ordine, sulla giustizia e vado avanti. Ma io conto intanto su me stesso prima di tutto, perché qualcosa ho imparato, nel senso che a me sta bene tutto quanto e ho sempre detto in qualsiasi trasmissione dinanzi a chiunque che io deporrò armi e rabbia, anzi rabbia e armi, quando avrò la sicurezza che c'è un sistema che mi protegge per fare il mio lavoro, che protegge la mia famiglia, che protegge tutta la gente onesta. Finché questo non avviene, mi dispiace, ma io dovrò autotutelarmi. Come lo faccio? Nel meglio modo che penso di fare. Ho il porto d'armi, mi alleno spesso al poligono perché usare un'arma non è facile, non è semplice gestire un'arma, bisogna essere preparati, bisogna avere il sangue freddo. Quella sera quello che è successo, che è uno degli ultimi episodi, è stato usato sangue freddo. Poteva andare diversamente. Se lei avesse avuto una pistola elettrica della quale si parla, forse non sarebbe scappato il morto, ma non so, chiedo. No, guardi, scusi, no, con la pistola elettrica dinanzi a un Kalashnikov, guardi, si fa gran ben poco. Vabbè, insomma, allora... Si fa gran ben poco. Quel signor delinquente non ha esitato 2 minuti
a spararmi quindi era due o colpi lei addosso. o Esattamente, loro. esattamente. Quindi era una situazione un po' particolare. Sì, bisogna, dopo aggiungo che certe cose bisogna provarle sulla propria pelle per rendersi conto, perché viste dal di fuori sono tutti bravi a criticare, additare, a dire ma se io ero, ma se qua, ma se là, ma perché non avete chiamato le forze dell'ordine? Cioè, le abbiamo chiamate, c'erano 30 persone che li chiamavano, ma se nel frattempo non arriva nessuno e questi cominciano a sfondare tutto, dentro c'è una povera ragazza indifesa che 1 anno e mezzo prima ha subito un'altra cosa analoga e l'hanno portata via, anche è stata sequestrata e liberata. Cioè, cosa dovevo fare io? Lasciarla là, io come titolare, come responsabile, perché i miei dipendenti sono io responsabile. E poi ovviamente sono famiglie, insomma, è chiaro, io la ringrazio anche per la sua testimonianza, perché insomma, ci sta raccontando che cosa le è davvero capitato e anche qual è il sentore, insomma, la sensazione di una persona che ha vissuto un trauma, perché poi resta comunque un trauma molto forte. È che purtroppo sono più traumi, magari fosse uno solo. Prima mi veniva da sorridere quando lei ha detto vado al poligono ad allenarmi e sparo spesso, e mi è venuto in mente che gli uomini delle forze dell'ordine vanno al poligono e hanno i bersagli fissi, invece chi va al poligono e detiene un'arma può sparare ai bersagli in movimento. Pensa un po' quanto sono fortunati questi delle forze dell'ordine, che razza di mezzi vi danno. Quante volte andate là a sparare? 3 volte. Lei quante volte va allora al poligono sparare? 2 volte a settimana. Ah beh, allora insomma parliamone. Allora, Manuela Lanzarin, allora, andiamo con Manuela subito dopo la pubblicità, ci fermiamo perché qui suoniamo tassativi, altrimenti sparano a me. A dopo. Eccoci nuovamente qui con La Finestra, sabato sera. Prima della pubblicità insomma, abbiamo sentito il racconto dell'imprenditore orafo Zancan che insomma, va a sparare molto più di una persona appartenente alle forze dell'ordine. Questo ci deve anche far riflettere sul grado che abbiamo noi come Stato di combattere poi nei confronti di certa criminalità. Allora, Manuela Lanzarin, senta, per 100 furti in appartamento solo un ladro va in galera, in pratica c'è una impunibilità garantita. Oggi il 99% dei furti in casa resta senza colpevole. Allora, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa nell'intero sistema che non va. Allora, parliamo di legittima difesa, che deve essere la necessità appunto di legiferare in questo campo, e perché poi ci sono episodi come quello appunto del signor Zancan, di altre vicende che abbiamo sentito, in cui chi subisce il danno poi ha anche la beffa, nel senso che non passa più dalla parte della ragione ma dall'altra parte, quindi questo va sicuramente legiferato, va normato. Con questo non vuol dire che vogliamo creare il Far West, io sono d'accordo, nessuno vuole creare il Far West, nessuno vuole arrivare all'America in cui ognuno può andare a comprare una pistola dove vuole, insomma le regole ci sono e devono essere regole ferree, però la persona che si difende nella propria abitazione eccetera, perché c'è un rischio reale, deve essere tutelata. Ma come fa? Non può passare dall'altra parte. Ma come fa una persona che ci sia il rischio reale in quel momento di agitazione? Ognuno ha la sua sensibilità, come uno ha la sensibilità al dolore, sì, però ho capito, come facciamo qui a capire? Perché il confine è molto sfrangiato, perché uno può vedere una cosa molto più ingigantita, l'altro una cosa molto più piccola, cioè come facciamo a dire no, lei in quel momento... Ma credo che di fronte a una persona che entra in casa tua, che ti punta una pistola oppure un coltello, insomma un'arma, o che minaccia i tuoi figli, i tuoi genitori, cioè credo che in quel momento lì il pericolo sia reale. Non stiamo parlando, stiamo parlando di fattispecie di questo tipo, il pericolo è reale e quindi su questo ci si deve basare, però accanto al discorso della legittima difesa, come appunto dicevi tu prima, c'è il discorso in generale del sistema, cioè quindi la certezza della pena che non c'è in questo paese, l'allungaggine amministrativa e della giustizia, perché effettivamente con i tempi che noi oggi abbiamo vediamo cosa succede. I continui svuotacarceri, chiamiamoli come vogliamo, insomma. Dal 1946 al 2006 sono stati approvati 25 provvedimenti di clemenza e 21 riduzioni di pena. Sì, cioè, gli ultimi 5 anni sono tantissimi. No, sugli ultimi 4 anni, dal 2011 ad oggi, sono 4 o 5 mi sembra, con una serie di depenalizzazione dei reati, e quindi il segnale che noi diamo è anche un segnale che uno qui può delinquere, può fare, tanto non succede niente. Questo sembra il
paese di Bentegodi, e quindi non funziona. Quindi il sistema va riformato nel complesso. E poi c'è il comparto della sicurezza, cioè la sicurezza ci deve essere perché uno si deve sentire protetto, perché noi abbiamo un sistema di forze dell'ordine, ma il sistema delle forze dell'ordine deve essere garantito con strutture, con mezzi adeguati, cosa che sappiamo insomma non c'è ed è in perenne difficoltà. Allora, poi ci facciamo raccontare, io la chiamo la storiella di Fanelli, perché è come la storiella della buonanotte, vogliamo farvi addormentare bene questa sera relativamente a che cosa si sono comprati loro, con i loro soldi autotassandosi, perché insomma Fanelli ha sempre queste chicche. Allora, la politica, senatore Santini, la politica c'entra perché noi votiamo, chi ci sta governando non l'abbiamo ancora votato, diciamolo così, però insomma in questo momento noi abbiamo i politici come rappresentanti del popolo, no? E allora queste leggi ci dicono ci sono ma non vengono applicate, cioè se io penso che nell'ultimo decennio sono stati inflitti 850.000 anni di detenzione mai scontati in carcere, qualcosa mi fa pensare, vuol dire che io ho ingolfato il sistema giustizia, ho comminato queste pene e ho fatto tutti i gradi di giudizio e poi buonanotte al secchio. Sì, la questione della giustizia è una questione reale, sicuramente bisogna migliorare di molto, perché in questi anni che abbiamo alle spalle, insomma, i problemi si sono purtroppo aggravati ed è necessario intervenire. Ecco, io penso che alcune cose si stiano facendo anche in maniera abbastanza rapida rispetto ai ritardi accumulati, per esempio sui tempi dei processi. Proprio ieri è uscito un rapporto che ha dimostrato una certa capacità di migliorare, no? L'obiettivo adesso di arrivare, sembra quasi ad avere un processo almeno di primo grado che si compie entro un anno, è un obiettivo che si sta già in molti tribunali si sta materializzando, bisogna arrivare a tutti i tribunali e poi bisogna continuare a migliorare. Il problema vero è quello della difficoltà di mettere insieme la certezza del diritto, come è stato detto, cioè il fatto che quando c'è una sanzione, quando c'è un giudizio, quando c'è una condanna deve essere poi ovviamente scontata, e dall'altro il fatto che noi abbiamo una serie di difficoltà strutturali. Adesso giustamente si è fatto un riferimento allo svuotacarceri, che è un provvedimento che più volte si è ripetuto. Come no? E che per esempio per quanto riguarda questa legislatura, di cui io posso parlare insomma con un minimo di ragion veduta, è avvenuto nel corso del 2014, del 2013 e poi del 2014, insomma un unico provvedimento in due momenti, perché noi eravamo purtroppo come Paese in apertissima e flagrante violazione della normativa europea, che significava che dal 28 maggio di quell'anno ci sarebbe stato, per ogni giorno che passava in violazione, ci sarebbe stata una sanzione di tipo economico pesante per il Paese che si moltiplicava. E sì, lì si è scelta una strada che ha portato e che ha aperto alcune purtroppo contraddizioni, in particolare questo fatto che per una serie di reati in maniera anche, diciamo così, forse poi interpretata estensivamente dalla magistratura, si è ridotta la pena, ha creato il problema, che adesso si sta peraltro risolvendo con la modifica di questa norma, di non prevedere fin dal primo furto, diciamo, l'arresto, ma di poter anche in certe situazioni dare una pena che dà diritto alla condizionale, si intreccia con la condizionale. Io Quindi, comunque le voglio ricordare che tante persone possono rimanere molto stupite sul concetto di lievità del reato, perché comunque ha subito anche il furto del rastrello, mi scusi, è un po' incacchiato. Cioè, certo. Oppure chi fa ingiuria contro il pubblico ufficiale, contro la polizia, loro rappresentano una divisa che è quella che insomma ci fa sentire sicuri, e loro, una persona può ingiuriare, e tanto è lieve il reato, Fanelli, lei sta sempre lieve, non si preoccupi. Cioè, queste cose fanno insomma arrabbiare, come magari, non so, il fatto che la polizia penitenziaria, alcuni sindacati di polizia penitenziaria avessero chiesto di assumere 800 unità in più perché loro effettivamente ne hanno bisogno. Poi si vanno a inaugurare delle carceri che magari poi non possono funzionare perché non c'è personale e via dicendo. Cioè, c'è qualcosa che non va in questo ingranaggio, si fa, poi ci si rallenta. Ci sono molti problemi che, come dire, si intrecciano, no? nelle cose che lei dice e che vanno affrontati. Adesso per esempio è sotto gli occhi di tutti che quasi come unica eccezione nel sistema pubblico, per esempio in questo momento i tribunali sono stati rafforzati notevolmente proprio sul personale, per poter permettere
quel meccanismo di cui parlavo prima, di una velocizzazione dei tempi dei processi, le cancellerie, i tribunali, in modo tale che questo si risolva. Naturalmente rimangono molti altri problemi da risolvere, cioè io non sto dicendo che è un sistema fortemente in crisi, quello della giustizia, ed è un sistema che va affrontato. Poi naturalmente teniamo conto, per quanto riguarda le strutture anche carcerarie, che c'è il tema che dicevo, cioè o noi ci dotiamo di maggior possibilità di avere strutture carcerarie, e questo è un piano. Sì, però gli italiani pagano tante tasse, no? Sì, e allora però dicono, noi paghiamo talmente tante tasse che insomma siamo, penso, tra i primi in Europa, abbiamo un po' di eccezionale, e paghiamo tasse, abbiamo alle volte una sanità che ci lascia molto perplessi, e abbiamo poi un sistema detentivo che insomma fa acqua, perché poi c'è sovraffollamento carcerario, l'Europa ci dà la multa, il detenuto ti chiede poi di essere risarcito per X, insomma noi paghiamo tutti questi soldi, ma dove vanno tutti questi soldi? Cosa ci dice? No, glielo chiedo, perché è quello che ci chiederebbe la gente da casa che lì sul divano. Sì, questa è una domanda formulata in termini brevi che avrebbe bisogno di una risposta un po' lunga, però sostanzialmente quello che dobbiamo sapere, questo come dire hanno dovuto affrontare tutti i governi che si sono succeduti alla guida del Paese, è che amministrare la cosa pubblica, soprattutto in momenti anche in cui ci sono difficoltà economiche molto forti, costringe a fare anche delle scelte per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse. Quindi è chiaro che purtroppo, per esempio, perché non si è completato questo piano, no, che ormai è stato deciso 7, 8, 10 anni fa, quindi anche dai governi precedenti di edilizia carceraria, che prevede un 25, 30, 40% di incremento della possibilità di ospitare i detenuti, perché evidentemente le risorse disponibili sono state utilizzate per fare delle altre cose. Questo fa parte delle scelte che si debbono fare. Vediamo gli sprechi, se non è colpa vostra, chiaro, perché è frutto di una serie di anni che si sono accumulati. Ora vediamo gli sprechi, cattedrali cosiddette nel deserto, insomma ne vediamo tanti. Jacopo Berti, voi siete sempre in prima linea contro tutto, no scherzo, però insomma risalta contro tutto. Allora risalta sempre la mosca al naso. Ma lei, se si fosse trovata in una situazione come il nostro ospite Zancan, cosa avrebbe fatto? Avrebbe imbracciato un'arma e difeso il suo bene, la sua attività, la sua azienda, stremato e vessato dal malvivente? Io dico che Zancan ha fatto benissimo nel fare quello che ha fatto, perché ha difeso una persona e ha salvato, possiamo dirlo, una vita, e soprattutto lui per primo si è messo in gioco, perché ha fatto tutto secondo me quello che è stato giusto fare, ovvero ha chiamato la polizia, ha aspettato fino all'ultimo, e quando la situazione era incontrollabile, perché purtroppo l'abbiamo sentita più volte questa triste storia, e addirittura gli hanno sparato addosso, essendo lui un abile tiratore, perché una persona che conosce così bene le armi e va così spesso ad usarle presso i poligoni, ha fatto quello che veramente una persona con la schiena dritta, con un senso civico incredibile, deve fare, ovvero ha difeso gli altri cittadini, e ovviamente l'ha fatto nel momento di attesa, avendo chiamato prima le forze di polizia. Questo purtroppo, però, lei mi chiede cosa avrei fatto io. Io non ho né l'abilità di Zancan né le capacità di poter gestire un'arma, quindi io avrei ovviamente reiterato ancora di più, non possedendo nemmeno un'arma, la chiamata alla polizia. Però tornando al discorso di prima, quando noi parliamo del problema dello svuotacarceri, è un problema enorme, perché poi si creano delle strutture. Ricordiamo che a Rovigo è stato da poco inaugurata una struttura che era chiusa da anni, pronta, perfetta, e lasciata lì da anni vuota, e oggi è occupata da 10 detenuti. Allora, questi sono i problemi enormi che noi ci troviamo a fronteggiare, perché le strutture poi ci sono e si bloccano cosa? Di fronte alla burocrazia, di fronte a queste piccole cose che incentivano i delinquenti a venire a delinquere in Italia. Non lo dico io. Pochi giorni fa c'è stata un'intercettazione da parte della polizia per un gruppo di delinquenti albanesi che dicevano: guarda, non ti preoccupare, rubiamo qua in Italia, che tanto anche se ci beccano siamo fuori dopo poco. Ma non è niente contro, non è un'etnia, una nazionalità, non c'entra nulla, è una questione di opportunità, e purtroppo noi ci troviamo di fronte a questo, perché oggi in Italia conviene delinquere, ma non solo i delinquenti che lo fanno a mano armata, perché purtroppo ci troviamo di fronte ai problemi di mafia enormi. 2 giorni fa si leggeva sui giornali, problemi, stanno indagando per infiltrazioni anche qua da noi, cioè è un sistema che incentiva i malviventi a venire a delinquere qua da noi, perché sanno
che è più facile farlo in Italia piuttosto che in altri paesi. Cioè, è Ed più è normale che non il vanno cittadino dentro e quindi... È normale che il cittadino si senta meno rappresentato. Giustamente prima Zancan faceva un ragionamento che filava perfettamente, ovvero cosa diceva? Io sono favorevolissimo a deporre le armi, a non farne uso, nel momento in cui lo Stato andrà completamente a tutelarmi. Io sarò sicuro che con un colpo di telefono immediatamente arriveranno la polizia, che avrà gli armamenti necessari come ci auguriamo in uno Stato che noi vogliamo, e fatto questo i delinquenti andranno a pagare. Finché però questo non avviene, io capisco queste persone che chiedono qualcosa di più, però ricordiamoci, quando ci troviamo di fronte a pensionati, a persone di età avanzata, non possiamo scaricare su di loro la difesa, non possiamo dire armatevi e difendetevi, perché mia nonna che ha 89 anni con le bombe a mano in casa non è che gli arrivano meno delinquenti. Mia nonna ha dato un batterellato addosso a una persona. Non è questa la soluzione di sicuro. Noi torniamo subito dopo la pubblicità e continuiamo, insomma, a dopo. Eccoci qui di nuovo. Beh, insomma, durante la pubblicità, insomma, qui c'è stata un po' una discussione in merito a tante cose. Allora, Berti, giusto per finire il discorso, ma allora, visto che adesso sono carica da quello che ha detto la Manuela Lanzarin, siete quelli del signor no, mi dite cosa pensate voi invece di fare, cosa vorreste proporre? Noi quantomeno quello che abbiamo fatto, posso dire, noi nel nostro piccolo e nel nostro grande, tutte le auto blu che erano in dotazione ai nostri esponenti a Roma sono state donate ai corpi di polizia, perché ad oggi sappiamo quale sia la difficoltà. La benzina da mettere dentro? La benzina da mettere dentro bisogna chiederlo ad Alfano che fine fanno questi soldi, perché noi possiamo dare i mezzi, possiamo fare la nostra parte, possiamo cercare di aiutarli con delle norme, con delle leggi che stiamo chiedendo proprio in aiuto e in supporto delle forze di polizia, perché sono loro la nostra legittima difesa. Però poi ovviamente purtroppo c'è questo governo che al posto che dare una mano ai cittadini vediamo che strozza le forze dell'ordine, che ripeto sono loro la nostra legittima difesa. Allora una precisazione prima della risposta di Santini, allora una precisazione da parte di Zancan, non ha sparato lui quella sera ma ha sparato come sappiamo Stacchio, quindi questa è la precisazione. Sì, esatto. Allora siete voi che state strozzando le forze dell'ordine, non gli date i soldi per la benzina, non gli date i soldi per i giubbettini, per le divise, per gli aggiornamenti, per. Gli avete dato la mancetta, come vi diceva un giorno Fanelli, in busta paga e loro sono un po' arrabbiati. Sì, li abbiamo lanciati proprio sulla porta del Parlamento. Ecco. I famosi... Povero Santini che è qui questa sera. No, se il problema basta sfogarsi e buttare... Allora, intanto le forze dell'ordine hanno tante organizzazioni, ce ne sono troppe che reagiscono in questo modo e organizzazioni che reagiscono in un altro. Io starei sui problemi veri, cioè eviterei di banalizzare anche le cose gravi e importanti. Allora, innanzitutto... Non sto analizzando niente perché lasci stare, ci sono sindacati allineati e sindacati liberi indipendenti. Questa è la sua opinione rispettabilissima. Sta lei usando delle terminologie che sono improprie e inopportune. Ho detto che evitiamo di banalizzare. Appunto, non sto banalizzando niente, sto parlando di 8.800 persone. Non mi riferivo a lei, ci sono organizzazioni delle forze dell'ordine, ce ne sono di varia, come è giusto che ci sia nella libertà di rappresentare, di varie correnti, di varie attenzioni, e giustamente vanno rispettate tutte le opinioni, però è indubitabile, io credo che l'evidenza sia sotto gli occhi di tutti, che c'è un grosso sforzo che si sta facendo sul tema della sicurezza. Adesso io non vorrei banalizzare, cioè i problemi che riguardano le risorse disponibili sono problemi che vengono da lontano, non è che possiamo addebitarle a quello che è il ministro che in quel momento, o il governo che si trova in quel momento ad operare, perché se io come dire, avessi voglia e tempo di illustrare quanto è stato speso nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2012, scopriremo tante cose diverse da quelle che si dicono. Scopriremo per esempio che negli ultimi anni si è incrementata la spesa per la sicurezza, anche in maniera abbastanza significativa.
Sì, ho capito. In che certo. settori, in quali rami? Io non ho detto, secondo quale logica non ho detto che è ragionieristiche? sufficiente, non ho detto che siamo arrivati al 100%, non ho detto che siamo arrivati, ho detto che l'obiettivo è quello di migliorare. Comunque non è un attacco al governo attuale, noi abbiamo come Voi ce l'avete sindacato avuta con tutti, devo dire la bravissimo, verità, allora cioè, voglio rasserenare il senatore. Io non sono Voglio assolutamente rasserenare- agitato come lei, sono un po' più calmo di lei. in questo Ma guardi che io momento. sono anche in Perché mezzo mi alla pare- strada, lei Sì, dentro uno certo, scrigno di un sì. Parlamento, io sono in mezzo alla strada. Infatti io dicevo, ecco, io vado a prendermi le pallottole per difendere lei. Volevo proprio dirle che io partirei invece dall'apprezzare tantissimo il lavoro che fanno le persone come Va lei bene. e le forze dell'ordine Ok. e metterle al centro anche della necessità di migliorare Però io le mi cose. chiedo una cosa, Ecco. Santini, quando voi Dopodiché fate è queste oggettivo, non mi grandi scusi, cose, però è oggettivo che i li soldi sentite? sono aumentati, sì, vengono consultati. No, perché delle sono le volte procedure di in ambito consultazione sanitario, e in anche ambito- sulle vicende dei mi hanno giubbetti e chiamato. tutte le cose. La consultazione avviene quando già i capitolati di spesa di bilancio sono stati stanziati, quindi quando già la torta è stata divisa è inutile che mi vengono lì con la fetta Vuole già la ormai ciliegina, no, anoressica e mi ciliegina. dicono bene come ne ripartiamo No, mi danno questa la cavolo ciliegina, di- vabbè, a parte ecco, mi questa danno che la è la ciliegina battuta, però insomma me la voi avete infilano, vi dico io la incrementato la ciliegina. Le forze spesa. dell'ordine fanno un grande lavoro e sono convinto che vanno aiutate. È un settore serio. Sono convinto che vanno aiutate, sono convinto che lo Stato sta facendo in questo momento tutto quello che può con convinzione, con forza per aiutarle. Non dico che ovviamente, non dico che questo basta, non lo dico assolutamente. Ma allora è Vabbè, chiaro poi che quando parla lei la lasciamo parlare, io non ho nessuno, non ho ha niente in ragione, contrario, sì, guardi, sì. cioè, Ha ragione, sono senatore, una chiedo persona scusa. assolutamente pacifica, quindi non ho ragione, proprio nessuna chiedo voglia scusa. di essere né Quindi aggressivo, da qui, perché parto dal cerchiamo- fatto che sento il limite anche della politica rispetto alla gravità dei problemi, ma credo che sia giusto che li affrontiamo nell'ottica anche senta, oggettiva. cerchiamo di essere La spesa per la costruttivi, sicurezza ecco. in questi 2 anni, 3 anni di legislatura, io di questo posso parlare, è incrementata. Così come si stanno migliorando anche via via le normative per quanto riguarda determinati reati e per quanto riguarda la possibilità di perseguirli. Naturalmente questo vuol dire che siamo arrivati all'obiettivo? No, manca ancora moltissimo da fare, ci vuole anche purtroppo del tempo a cambiare situazioni incrostate, però io penso che la direzione è quella giusta. Insomma, quindi- Naturalmente posso anche, se vogliamo, argomentare queste allora, cose poi anche nel argomentiamo, dettaglio. cos'è che non funziona in quello che ha detto Santini, Fanelli, perché l'ho vista che si è agitato. Allora, partendo dal presupposto che non ce l'abbiamo solo Non si sarà con il mica governo tolto gli Alfano. occhiali per fare a pugni, vero? Perché guardi che si è tolto gli occhiali. No, ecco, siamo tranquilli stasera. Sì, no, ci mancherebbe altro. No, quello che mi dà, che volevo rassicurare il senatore, è che il mio sindacato, che non è allineato con nessuno, ha sempre criticato il governo Berlusconi, i governi che si sono succeduti, centro-sinistra, centro-destra. Quando noi vediamo che delle politiche illogiche, irrazionali e quasi deficienti vogliono minare l'attività della sicurezza di questo Paese, l'abbiamo sempre spontaneamente criticato. Allora, i tagli, così come sono apportati con gli altri governi, con questo governo, che adottano delle politiche ragionieristiche, cioè tagliamo tutto su tutto, quando invece questi tagli dovrebbero essere fatti su quei rami infruttuosi e infruttiferi, e invece messi soldi in più su quei rami massimamente Quali sono operativi. sti rami secchi? La DIA, le squadre mobili, il ROS, è venuto fuori con questa organizzazione di propaganda, no? Il nostro amico Alfano. Ma la DIA, insomma. Certo, squadra Poi mobile, devono ROS, arrivare Gico, Goa. quando Zancan chiama devono essere anche in grado di arrivare. Ma deve arrivare anche la volante, deve arrivare tutto con una deve volante arrivare, cioè, che è chiaro, adesso non che su 10 volanti non ne è che abbiamo ognuno 7 in difende il suo ricovero piccolo corpo, perché non c'è un abbiamo i discorso- soldi per ripararle. Mi Allora, perdoni, senatore. quello che dice lui lo potremmo testimoniare mai sera, qui dietro c'è Qua dietro c'è l'autocentro della l'autocentro. polizia e possiamo andare a contare ecco, le macchine allora che quando sono in Zancan riparazione. chiama che io magari ho già 2 macchine impiegate su una rapina, hai capito? E ne ho 7 in ricovero, non sto facendo il servizio al cittadino, a Zancan, a Stacchio, alle sue dipendenti, non lo sto facendo e non mi posso sentir dire che ci sono logiche ragionieristiche, i tagli, l'austerity, la Merkel, l'Europa, di fronte a quella che è l'incolumità dei nostri cittadini. Bisogna anche un attimino, come dire, dare delle priorità, no? Punto. Senta, Io non ce l'ho la col PD sicurezza è una e non ce priorità l'ho. in questo Appunto, momento. la priorità in La assoluto. sicurezza è una priorità in questo Fortissima, momento. perfettamente, e sono d'accordo Allora, come con lei. dimostrano anche i Zancan, dati. dopo quanto E sono tempo sono d'accordo con lei. arrivati? Lei ha telefonato, è riuscito a telefonare? Perché poi se non avesse telefonato sarebbe Sebbene stato anche peggio. Ho telefonato io, hanno telefonato tutti gli impiegati che sono rimasti in fabbrica quando sono partito io, nella Riviera Berica
che era dinanzi sia al negozio che la pompa di benzina, c'era una ventina di macchine che continuavano a suonare perché si erano accorti cosa stava succedendo, tutti stavano chiamando. Cioè, ha un'idea della tempistica? 10 minuti? 5 minuti? Allora minuti? le dico, è successo quello che è successo, c'è stata la sparatoria, questi riescono a tirare fuori il delinquente che è andato dentro a volto scoperto, partono con la macchina, c'è un'altra sparatoria, io corro dalla commessa per assicurarmi che lei fosse incolume e che non gli avessero fatto niente, mi dice che tutto era in condizioni pietose, però vedevo che fisicamente non era ferita, non aveva niente. Vado da Graziano per assicurarmi, perché lì è arrivata una gragnoia dei colpi, che c'era tutta la gente stesa per terra e tutto, vado a assicurarmi che tutti stessero bene. Dicono che hanno sentito un botto, che c'è stato un incidente sul ponte che era a 200 metri da lì e che c'era una persona dentro la macchina ferita. Io corro senza pensarci 2 minuti, un'altra volta da incosciente, corro là. Vado verso la macchina, mi accorgo questo incappucciato che ha la testa appoggiata sulla spalla, vado per togliere il passamontagna per vedere. Ma lei veramente, guardi che No, io ero fuori di me perché non è possibile, volevo rendermi conto chi erano, perché non è possibile una cosa del genere. E lì ho sentito uno strappo sul qualcuno l'ha bloccata, che mi ha tirato indietro, stai fermo, non toccare niente. E mi sono girato, era un carabiniere, ma era un carabiniere in motocicletta che stava tornando a casa dal servizio. Quindi non era arrivato nessuno? Dopo 5 minuti è arrivata anche... Ma quindi dal momento, cosa sono passati? 20 minuti, mezz'ora? Cioè se fosse stata un'ambulanza il paziente sarebbe morto? Penso di sì, perché no, è passato... cioè, per essere a casa non si fa una tempistica, uno c'ha l'infarto, chiama l'ambulanza, arriva dopo 8 minuti, è chiaro che il paziente è vivo, è morto, riesce a rianimarlo. Insomma, è passato quel lasso linea dritta. Sì, è passato quel lasso di tempo che noi non potevamo stare fermi con quello che stava succedendo. Purtroppo è lì, capisce, sono attimi, minuti, cioè la cosa è durata 8 minuti. In quegli 8 minuti lì doveva arrivare le forze dell'ordine per scagionare noi. E in quel ma momento... 4 erano all'autocentro, noi andiamo in pubblicità perché qua mi fanno segnali di fumo, altrimenti tolgono tutto anche a me stasera. Allora, torniamo dopo la pubblicità, io sono impressionata dal suo racconto che insomma, ragazzi, cioè andare anche a cercare di togliere l'uomo che era travisato, cioè dove ha trovato il coraggio. Adesso ce lo racconto durante la pubblicità e poi ve lo spiffero, a dopo. Insomma, mi hanno raccontato la verità, ma il segreto professionale incombe, quindi non dico niente, rimaniamo con la suspense. No, a parte questo, insomma, cerchiamo un po' di sdrammatizzare, perché insomma c'è gente qui a casa che dovrebbe sentirsi sicuro tra le mura domestiche, ma insomma fa molta fatica. Manuele Lanzarini, allora è chiaro, c'è il problema del sovraffollamento delle carceri, c'è il problema del turnover delle forze dell'ordine, da quello che mi ricordo che si erano lamentati i sindacati, questi sindacati di categoria, che hanno detto sono andati in pensione in 5.000 ma ne hanno assunti solo 2.500, poi a che età andiamo in pensione e poi adesso con l'omicidio stradale, questo è interessante, con l'omicidio stradale che è stato introdotto, se loro in funzione nel loro servizio dovessero commettere un incidente nel quale la prognosi... Soggiacciamo anche noi. Anche loro mentre sono in funzione nel loro servizio, quindi possono andarsene in carcere pure loro, no? Perché anche qui su questa cosa è interessante, bisogna tornarci perché è stata una legge che è stata forse fatta troppo in fretta. Allora, avete capito? Lo ripeto perché poi magari sabato sera, allora, quando siete alla guida ricordatevi, perché giustamente ne abbiamo parlato lunedì, una ragazza ha urtato una signora con la bicicletta e si è rotto il femore, questa ragazza ha la patente e siccome supera X giorni di prognosi rischia di andarsene in galera. Forse bisogna ripensarla perché doveva essere una legge contro chi beve e chi si droga, e, insomma bisogna ripensarla. Bisogna pensarla perché non è possibile che insomma, un incidente di una persona integerrima si trovi adesso insomma, con la procura, l'atto e tutto. C'è molta confusione nell'aria. Noi siamo alti ma qui c'è molta confusione. Allora, il bandolo della matassa, allora, è colpa di questo governo, è colpa di quello governo, raccogliamo i cocci, li mettiamo insieme, ripartiamo. Allora, sono frasi che gli italiani si sentono dire, ma in maniera costruttiva che cosa dobbiamo fare? Rimandare a casa i detenuti stranieri che sono nelle nostre carceri?
carceri. È possibile? No, perché gli altri ti dicono buonanotte. Non è Sono facile. circa 17.000 e non li voglio. Dove? Insomma, non sono pochissimi, però insomma anche questo potrebbe essere un modo per svuotare le carceri e rendere anche le carceri più umane, se vogliamo, e non dover poi pagare i detenuti perché sono stati trattati in maniera inumana, allora poi l'Europa ci condanna e via. Ma sicuramente quella del sovraffollamento delle carceri, del fatto che comunque una percentuale alta, mi sembra il 50 quasi per cento, insomma più o meno il 50% sia di origine appunto straniera, extracomunitaria eccetera, che continuano anche a delinquere, quindi insomma ecco, recidivi da questo punto di vista, mettere in atto un sistema anche flessibile, in maniera graduale anche di rispedirli nei propri paesi, a scontare nei propri paesi le pene. Sappiamo che è un sistema costoso perché i rimpatri sono costosi, però con una gradualità potrebbe anche essere... Lo facciamo in un altro versante. No, ma potrebbe essere con una gradualità anche perché è un segnale, cioè noi dobbiamo iniziare a dare dei segnali, perché sennò effettivamente questo è il paese del bentegodi, il paese che non succede niente, vieni qui, puoi fare quello che vuoi, rimani impunito, va bene tutto. Dopodiché ci dobbiamo mettere in testa che è vero, tutti i governi che si sono succeduti, insomma, probabilmente hanno fatto dei tagli anche al comparto sicurezza e altri comparti. Ma sì, nessuno è immune da questo. Però è chiaro che oggi ci sono delle emergenze che possono essere la salute dei cittadini come la sicurezza. Su emergenze di questo tipo non possiamo applicare i cosiddetti tagli lineari, dobbiamo invece applicarli su altri settori, su altre questioni, non su delle emergenze. Io ho dato due emergenze che sono molto care e vicine a tutti, insomma, sicurezza e salute, quindi benessere. Su queste non si possono applicare dei tagli lineari come si sta facendo. Dopodiché io dico, adesso ne abbiamo anche, c'entrerà anche poco, però l'emergenza profughi, nonostante il Premier Renzi continua a dire che i numeri sono numeri bassissimi, rassicuriamo la Merkel, tutto a posto, cioè io ho visto gli ultimi dati della prefettura di Venezia, abbiamo già superato la nostra quota che ci è stata ricalibrata il 15 di aprile, quindi 15 giorni fa, e siamo già al limite. E Venezia, la prefettura, farà un bando, lunedì c'è la cabina di regia, per 1500 posti nuovi, solo Venezia. Quindi cioè, che i numeri siano come dice il Premier, non ci sono, cioè stiamo tranquilli, non è vero, perché poi anche tutta... L'Austria ci ha detto che siamo scafisti d'Italia in Europa. No, ma perché anche? Di Stato, scusate, vi rendete conto? Perché... Questi austriaci, ma non gli compro più niente agli austriaci. La questione dei profughi, cioè, ma vogliamo, oltre all'impegno economico, le forze dell'ordine, cioè, devono essere impiegate anche solo per fare il tragitto, trasportare i pullman da una parte all'altra. Cioè, ho sentito io il sindaco di Cona, dove ci sono quasi 500, una cosa scandalosa, nell'ex caserma, profughi, e a un certo punto il sindaco diceva, siccome è una frazione di 1000 persone, 500 sono profughi, mandateci delle volanti. Non possiamo, perché adesso con il discorso ISI eccetera li dobbiamo piazzare qua a Venezia e non possiamo mandarvi le volanti a controllare un insediamento di 500 profughi. Cioè, dico, quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va e va ricalibrato. Si devono fare delle scelte, tipo io, se fossi stato al governo, l'ultima scelta di dare 500 euro ai diciottenni, bonus scuola, più che scuola, perché se fossero borse di studio dico va bene, ma cinema, biblioteche, cioè... Però investiamo un po' sulla cultura, che è importante, perché l'Italia in ricerca spende l'1% del PIL. Cioè adesso possiamo anche fare a meno di dare il bonus ai ragazzi per andare al cinema, alla partita, a comprarsi il libro, bellissima la cosa, ma però mettiamola su comparti come la sicurezza. Cioè sono delle scelte, ognuno le fa, cioè per carità, ognuno le fa, però dico forse cioè, si può limare, si può come fare delle scelte. Perché la donna è economia, cioè fa economia domestica, allora la gente dice io avrei fatto così così. Magari io, se fossi al governo, direi: care società di calcio, vi pagate delle guardie private. Mi sono rotta le scatole di vedere questi scalmanati che vinca X o Y, non me ne frega niente, che sono lì, capito, che vi danno dei bei pestoni, poi quando siete lì che avete queste scarpe di cartone vi danno questi bei pestoni e vi fratturano gli alluci e
che poi sono cavolacci vostri. Allora è chiaro, Berti, che a sentire un po' questo racconto, quello che abbiamo sentito di Zancan, gli investimenti che vengono fatti insomma, ci sono, ma bisogna fare molto di più. Il comparto sicurezza, poi uno dice abbiamo troppe forme di forze dell'ordine, perché ce ne sono troppe, bisogna risistemarle, ci sono troppi sindacati di polizia, c'è tutto di troppo. Se ne discuteva proprio prima. Esatto, inizio trasmissione. Allora, adesso per esempio la questione della Guardia Forestale che verrà messa sotto i Carabinieri, ma questo con il rischio, poi chi ne sa più di me potrà dire se è giusto o sbagliato quello che sto dicendo, ovvero che ci siano delle ingerenze molto importanti, per esempio nei confronti di quelli che sono i reati ambientali. Ricordiamo che il reato ambientale è un reato importantissimo, ma perché? Terra dei fuochi, tantissimi reati che vediamo, abbiamo purtroppo i rifiuti sotto la 31, abbiamo la questione oggi dell'acqua inquinata, dei FAS, purtroppo anche qua in Veneto, che pare che ci sia uno sversamento che è avvenuto proprio da parte di un'azienda. Un reato ambientale che siamo riusciti ad avere negli ultimi anni, parliamo di circa un anno da cui è entrato in vigore, perché prima ha fatto il governo, certo con i voti del 5 Stelle, perché nasce da un'iniziativa del 5 Quindi Stelle. avete detto sì, Quindi, su questo avete appoggiato. Questo abbiamo proposto, e poi con i voti ovviamente anche di maggioranza, perché solo con la minoranza non servono. Cosa si fa per la sicurezza? Quindi io dico che oggi c'è bisogno di un'attenzione che non è solo e unicamente la sicurezza, quella che fa magari più scena, più audience, ma una sicurezza a 360 gradi, perché abbiamo la questione dei reati ambientali, poi riva direttamente su di noi. E quindi il fatto di andare ad accorpare, di andare a tagliare quelle che sono le risorse per le forze dell'ordine, a nostro modo di vedere, va solamente a ledere. Ma allora voi le avreste tenute, cioè voi vorreste tenerle tutte, non sono un po' troppe? Cioè cosa dite? Voi avreste investito per ogni comparto? Cioè, prima di tutto bisogna aumentare gli investimenti. Cioè o una cosa o un'altra. Allora, il problema dell'accorpamento riguarda, diciamo così, le strutture di coordinamento. Dal punto di vista operativo, la polizia ambientale rimarrà all'interno dei Carabinieri una organizzazione che ha i compiti esattamente come ha adesso. E questo è scritto in maniera chiara nella legge delega. Però anche qua, vedete, bisogna mettersi d'accordo, perché giustamente, no, allora, se non si fa, non si fa. Però, per esempio, adesso abbiamo citato due cose di sistema, l'introduzione del reato ambientale come reato, l'omicidio stradale, no? Perché quante volte abbiamo sentito, è ora di finirla, un attimo per favore, un attimo, scusa, mi permette, no, perché quante volte abbiamo sentito dire chi monta in macchina drogato, chi monta in macchina, va nel marciapiede, travolge, no? Uccide la mamma, il bambino, e chi ha bevuto, eccetera, eccetera. Allora, calma, guarda che il discorso dell'omicidio stradale, perché sia perseguito, bisogna che quello che ha fatto sia stato fatto contravvenendo in modo grave le norme stradali, che vuol dire passare con il semaforo rosso in centro abitato, che vuol dire fare inversione di marcia dove non si può, in quel caso lì c'è l'omicidio stradale. No, perché anche lei sta guidando distrattamente, investe una persona. No, distrattamente, intanto non deve guidare distrattamente, perché l'omicidio stradale significa che bisogna fare tutti, quando si prende in mano una macchina, ma questo è quello che la macchina è un'arma, come un'arma. Tutti pensiamo, un'arma. Allora bisogna mettersi d'accordo, se si fanno le norme, no? Come adesso per esempio torniamo. Ma loro non possono andare dentro mentre stanno inseguendo i malviventi perché hanno urtato una bicicletta, la signora è caduta, gli hanno dato questo è un altro ragionamento. 21 giorni di prognosi e allora dopo adesso però non facciamo questioni, non estendiamo casi diciamo di un tipo su casi di altro tipo. Quella cosa delle forze dell'ordine, io concordo, va vista un po' più attentamente, perché è chiaro che uno. Fare delle clausole, i pompieri stanno venendo a spegnervi l'incendio, urtano la signora, gli danno 23 giorni, vanno dentro, si devono pagare. Non è che per spegnere un incendio devono uccidere 10 persone, cioè adesso stiamo attenti, cioè devono guidare forte, ma devono evitare, primo, di farsi male anche loro, perché se ammazzano un altro si ammazzano anche loro, no? Cioè adesso ci vuole anche un po' di buonsenso, però io voglio parlare di un'altra cosa. Ecco. Le leggi vanno fatte, le leggi possono anche migliorabili, è chiaro che non a caso tutte le leggi che si fanno hanno un anno di tempo per poter essere anche riviste, rivedremo anche queste norme, però sto dicendo che attenzione, anche questa, quante volte abbiamo sentito 5 corpi di polizia sono troppi,
perché vuol dire avere 5 comandi, 5 strutture di coordinamento, invece che la gente essere sulla strada, stanno negli uffici. Quante volte l'abbiamo sentito? Allora si comincia. Io non vi nascondo che ci sono fortissime resistenze tra polizia e carabinieri, guardia di finanza, forestale e poi eccetera. Allora, però si sta facendo qualcosa, quello è un inizio. Si è iniziato intanto, per esempio, potendo i carabinieri sono un'entità diffusa nel territorio, che a differenza tra polizia e carabinieri a grandi linee è che nelle città c'è la polizia, nel territorio ci sono i carabinieri, quindi quelli più prossimi anche ad avere un controllo del territorio in maniera più diffusa, e quindi incorporeranno nelle loro funzioni anche tutto il personale che si occupava di reati ambientali, quindi la polizia ambientale, e sostanzialmente sì, ma dopo la pubblicità, perché qua stanno per compiere un reato sulla mia persona, non vi dico i segni che mi fanno i colleghi, così mi preoccupo, meno male che c'è chi mi difende. A dopo. Adesso vi dico buonanotte, perché è arrivata una certa ora, comincio a dirvi buonanotte cari telespettatori. Allora, abbiamo sentito, però mi piace perché Giorgio Santini ha fatto autocritica. Insomma, sono state fatte queste leggi, possiamo migliorarle, perché uno dice, come quando uno acquista una macchina, fa il rodaggio, il motore, sentiamo come va, poi lo imbullono, lo fisso, non lo tocco più. Però, Fanelli, ma non sarà il caso, dico io, di andare un po' a limare tutti di carri armati, tutti questi generali. La questione non è di limare, giustamente, come diceva la rappresentante della Lega, ha fatto un intervento che dovrebbe essere veramente il presupposto, la base di un ragionamento serio e concreto, che i tagli non possono essere indiscriminati, va fatti i tagli su quei rami in che non servono a niente e invece dare denaro in più su quei settori che servono di più per l'efficienza e l'efficacia del comparto sicurezza. Però voglio sottolineare ai telespettatori quanto possa essere anche, come dire, ipocrita certe azioni di questo governo, che di fronte a una giustificazione di tipo sempre ragionieristico, 5 forze di polizia sono troppe ed effettivamente sono troppe, 5 comandi, 5 di tutto, 5 si fa il penta di tutto quanto. Però cosa si fa? Si prende una polizia civile altamente specializzata, sindacalizzata, l'unica forza di polizia che aveva anche il diritto di sciopero, e la si incardina, la si scioglie e la si mette sotto un reparto militare dove una persona che ha vinto un concorso è entrato per fare il poliziotto civile, che aveva diritto di avere la sua rappresentanza sindacale, che aveva addirittura il diritto di scioperare, si ritrova con le stellette sotto il codice penale militare. Che se vuole può non indossare la divisa, il cappello, ma sentirsi insomma... Hai capito com'è? Anche con quelle che sono le procedure severissime ancora di per carità, sempre un apparato democratico al servizio della democrazia, ma anacronistico, perché noi abbiamo centinaia di migliaia di proteste da parte dei colleghi dell'Arma di Carabinieri. Essere dei militari quando avete fatto il concorso? Non sono i carabinieri, è la base che non vuole più essere militarizzata, sono i generali che tengono l'Arma di Carabinieri militarizzata. Questa è la cosa vergognosa. Allora, c'aveva la storiella, così la rilasso da raccontarmi, Fanelli? Ci sono delle storie, ho detto, poi le racconto una storiella. Vabbè, ci torniamo dopo sulla storiella. Allora, Berti, a me è piaciuta questa storia dei reati ambientali, però poi c'è la lievità sulla contraffazione. Non è la stessa cosa dire non puoi inquinare, poi mi dai il prosciutto che è radioattivo, o il latte stoccato di Chernobyl che ancora magari forse ci stiamo mangiando. Cioè, non è una grande cavolata, una bufala, e non è una mozzarella. E queste sono, vedete, no, glielo chiedo, ma perché sono cose allora che sono tutte collegate, queste, assolutamente. Non ci siete in altre cose. Allora, dove eravate quando c'era la lievità, la questione della lievità? Perché se io mi mangio un prosciutto ed è avariato perché è contraffatto e tanto chi l'ha fatto non se ne frega, poi comunque ricade sul sistema sanitario e allora lì va a incrementare i costi. La lotta alla contraffazione viene assolutamente di pari passo assieme alla lotta alla sicurezza e alla lotta alla sanità, ma questo come lo facciamo? Questo lo facciamo facendo fronte comune contro molte lobby che vanno a guadagnarsi su questo. Allora, quando noi
pensiamo che c'è appunto il reato ambientale, ma stavamo parlando prima dell'acqua inquinata che abbiamo in Veneto, cioè non è che sono arrivati i marziani e hanno inquinato l'acqua da noi, è un'azienda che per guadagnare di più, far più profitti, ha rilasciato questi veleni nell'acqua. Allora, la sicurezza e i corpi di polizia devono riguardare soprattutto questi aspetti, perché poi vanno a riguardare 300.000 persone oggi qua in Veneto. Si sta facendo un'azione coordinata per andare a salvare questi. La lotta a tutto quello che è appunto contraffazione, sicurezza, legalità, ma l'aspetto della legalità riguarda tutti a 360 gradi, perché se poi noi vediamo persone che non pagano per i reati, e lo si vede da politici che possono tranquillamente andare a patteggiare e sono fuori dopo poco e poi magari ce li ritroviamo ancora. Vediamo Galan, ci abbiamo messo quanto? 1 anno e mezzo, 2 anni per riuscire a mandarlo a casa, l'abbiamo fatto 2 settimane fa. E vorrei ricordare che questo solamente grazie all'insistenza continua e pressante, per cui abbiamo chiesto più e più volte, continuamente per dei mesi, di riuscire a portare in aula la decadenza, e finalmente siamo riusciti a portare a casa questa decadenza. Ma è un gesto di civiltà normale. Allora, ma questa è delinquenza a tutti i livelli, vedete? Il reato ambientale, quello che ti viene a rubare in casa, quello che ti ruba col portafoglio. Purtroppo abbiamo visto anche un sistema bancario che ruba nelle tasche dei cittadini. E poi cosa succede? Queste persone la fanno purtroppo franca, si salvano da soli, vanno all'estero, non vengono perseguiti. Allora capiamo che è un sistema che, al di là delle leggi e dello strumento, va riportato al centro dei valori di eticità, qualcosa che di etico. Quando noi parliamo di onestà non vuol dire essere solamente onesti, ma io non ho rubato. Repubblica con il giubbetto, il cappotto consumato, perché erano veramente i famosi padri della patria, avevano il bottone, non gli fregava niente, capito? Ma è questo, se noi non rimettiamo questo al centro, potremmo fare le norme più belle del mondo, potremmo avere le più incredibili forze di polizia, ma se per primi non siamo noi a rimettere al centro la questione di giustizia, che è diverso da legalità, sono 2 concetti completamente diversi, perché può essere legale che per esempio Galan continuasse a stare in Parlamento, ma non era giusto. Ma questo è un lapsus interessante. Un lapsus interessante perché magari fosse rimasto in galera, questo diciamo noi. È stato un lapsus interessante. Allora, Zancan, lei ci ha raccontato questa storia e insomma tutti i vari episodi di... io voglio chiamarla vessazione, ma non è una vessazione, nel senso che comunque lei ha subito nel tempo rapine e lo stress. Cioè, come vive una persona che ha affrontato quello che insomma ha affrontato lei, che sta affrontando? Cioè, quando chiude gli occhi è sereno, trova una serenità in se stesso, vive sempre con l'ansia, prende dei calmanti, non lo so, perché io la vedo molto rilassato. Poi non so se è insomma perché noi la rilassiamo stasera. Guardi, la serenità a casa mia, nella mia famiglia, nella mia attività se n'è andata da qualche anno a sta parte. Non sto esagerando, credetemi, perché tutte queste vicende criminali che abbiamo subito hanno lasciato un solco indelebile dentro di noi, e penso che sia gran fatica dimenticarle e cancellarle. Volevo ricollegarmi un po' ai discorsi di Posso chiederle una domanda? Adesso voi vedete i poveretti, tutti gli ospiti che guardano, non hanno torcicolla, che io sono dietro di loro, ora voi guardate in camera, vi chiedo, direzione a casa, dicono questi c'hanno qualche sindrome ogni tanto. Ok. Senta, e io le chiedo una cosa, se voglio essere indiscreta, quanto ha speso finora? Quanto le è costato tutto questo fattaccio? Lasci stare il livello psicologico, guardi, quanto lei è costato? Ascolti, l'avvocato le do la cifra dell'ultima rapina, dell'ultima tentata rapina. Che è di quando? L'ultima che è successa il 3 febbraio dell'anno scorso, quella dove è morto il bandito, il delinquente. Io ho dovuto chiudere quell'attività perché? Per 2 motivi. Primo, hai lasciato a casa la gente? No, l'ho integrata su altri punti vendita che abbiamo. Ok. No, non ha perso il lavoro nessuno, perché noi ci teniamo i nostri dipendenti. Comunque, a 8 giorni del fatto, la compagnia assicuratrice, invece di congratularsi con me e Costacchio che abbiamo messo a repentaglio la nostra vita, abbiamo sventato una rapina milionaria, mi ha dato la disdetta di copertura
assicurativa perché io sono una persona troppo a rischio, dunque non ho più avuto neanche la copertura assicurativa. Avevo il problema di chi mettere per gestire una cosa del genere, perché con tutto quello che è successo la dipendente mi ha detto, la responsabile ha detto mi licenzi pure, però io dentro lì non ci torno più. Pensa. Non avevamo più la copertura assicurativa, dunque cioè, con tutto quello che ci è successo, come puoi avere ancora il coraggio di tenere i tuoi beni dentro su un posto dove sai che in 1 anno e mezzo 3 volte? Capisce? Quindi lei ha chiuso il punto vendita? Ho chiuso il punto vendita, ora tra la prima rapina è successa 1 anno prima, vi dico i dati, 1.180.000 asportato, pagati 680.000 euro. 1.180.000 euro portati via, pagati 580.000 euro dalla compagnia assicurativa. Quindi la metà ce l'ha rimessa, più della metà ce l'ha rimessa lei? Esattamente, la chiusura del punto vendita che ci è costato tra avviamento, investimento e tutto quanto, perché era una gioielleria di 300 metri quadri adibita al showroom e tutto quanto, altri 600.000 euro, io in 1 anno e mezzo ridendo e scherzando, cioè più che piangendo che ridendo e scherzando, ho buttato via 1,2 milioni. Ma ho perso 1,2 milioni. Allora, questo è quello che ha perso, ma a livello così di avvocato, finora quanto è arrivato? C'è un avvocato amico, spero, perché ormai... Beh, gli avvocati sono amici fino a un certo punto, perché quando è ora dopo di prepararti la parcella te la portano, che siano amici che non siano amici. Ho perso il conto. Ha perso il conto? Ho perso il conto, Siamo sì, sopra perché... i 100.000 euro? Penso di sì, perché... Rendete conto che questo è un cittadino italiano che dà da lavorare, ha delle persone, l'artigiano che va a delle tasse qui con noi, eccolo qui col dito, no? E lui, vabbè, mi scusi, ma però siete sempre quelli col ditino, no? Volevo raccontarle anche un'altra cosa. 9 anni fa, quando sono stato sequestrato, io e la mia famiglia dentro casa, dove ho tenuto una pistola sulla testa per 2 ore inginocchiato davanti ai miei figli, che mia figlia aveva 4 anni e mio figlio aveva 9 anni, 3 settimane prima mi sono accorto che alle 3 di notte dentro la mia proprietà c'erano 3 individui mascherati di nero, con di passamontagna vestiti di nero. Siccome che io detengo il porto d'armi e ho tutte le armi regolarmente denunciate, non ci ho pensato 2 minuti quando ho visto che stavano emergendo sulla porta di casa, andarmi a posizionare per intimarli a non procedere. Questi con nonchalance hanno continuato a fare quello che hanno fatto. Io a un certo punto, quando li ho avuti sulla linea di tiro, ho cominciato a sparare. Escono i carabinieri, mi dicono ma qua effettivamente non ci sono segni di effrazione, non ci sono segni di scasso, e mi hanno sequestrato l'arma. Ho preso un avviso di garanzia, ho dovuto trovarmi un penalista, sono stato sbattuto su tutte le pagine di giornali come sì, Texas Rangers, cioè quello che disturba la notte di... Aspetti, dopo 3 settimane che tutti sapevano che io ero disarmato, sono venuti. Mi hanno preso di peso dentro il giardino di casa e ho subito quello che ho subito io e la mia famiglia. Io dico, se quella sera io avevo la mia arma con me, come avevo sempre, perché era quel periodo dove c'erano le rapine in villa, e vi ricordo che a Gorgo e Monticano hanno massacrato che so tutto per filo e per segno, magari non sarei più, magari non sarei neanche qua a raccontarlo, magari succedeva qualcosa, magari non entravano dentro casa. Ma voi capite che questa dovrebbe essere la res pubblica. Noi torniamo dopo la pubblicità, penso che tutti quanti abbiamo un momento di riflessione, di brivido, perché insomma sono racconti allucinanti, aberranti. A dopo. Eccoci qui con La Finestra. Sabato sera abbiamo appena ascoltato la storia che io ho definito aberrante, perché è una storia che direi che Fellini that's fantasy, cioè Fellini avrebbe fatto un film, perché è una cosa veramente allucinante. Allora, abbiamo sentito questo racconto e Lanzarin, ma ci rendiamo conto che questi sono i cittadini che pagano le tasse, che danno da lavorare, e noi come li trattiamo? Indagati, mostri, poi però dopo se muoiono santi. Ma infatti noi... Eroi! Forse. Eroi! Forse. Ma infatti la raccolta di firme che noi faremo su fine settimana qua, quindi sabato e domenica, proprio su una proposta di legge popolare, quella sulla legittima difesa, va in questa direzione, nel senso, ripeto, non vogliamo che diventi un Far West.
non vogliamo che la gente si armi, però vogliamo che le persone che sono costrette, perché la situazione è una situazione al limite, hanno episodi come quelli che ci ha raccontato il signore Zancan, possano difendersi, e se si difendono perché hanno il porto d'armi regolarmente ottenuto, vanno continuamente al poligono di tiro, quindi sono anche capaci di utilizzare le armi, non sono persone che sono andate, l'hanno comprata al supermercato. Fortunatamente da noi non c'è questa cosa qui, però vogliamo che siano tutelati, che non siano poi gli indagati, perché questa è una cosa che non può esistere, e quindi su questo, infatti, questo fine settimana la Lega raccoglierà le firme. Perché in Italia il referendum è solo abrogativo, cioè vi chiedo, volete abrogare questo? Se dite di sì vuol dire di no, se dite di no vuol dire di sì, perché anche questo è bella Italia. La proposta di legge sono 50.000 firme da raccogliere, si presentano al Parlamento, se poi il Parlamento dice non me ne frega una Palippa, buonanotte, non è valso niente, però li abbiamo raccolti. Il Parlamento è sovrano, però in questo momento, siccome è una questione sentita, è una questione che la gente ci richiede, che quotidianamente possiamo insomma un po' sentire per strada, credo sia opportuno fare questo passaggio. Ripeto, nessuno vuole creare il Far West, nessuno vuole che diventiamo come l'America, però dobbiamo tutelare le persone che in una determinata situazione agiscono per proteggere la propria vita e quella dei propri familiari. Su questo credo che sia fondamentale. Ma rendete conto che questo signore si è visto sequestrare assieme alla sua famiglia i bambini piccoli, cioè, e poi psicologicamente nel corso degli anni, ogni volta che subisce una cosa del genere, è chiaro che prima o poi, insomma, anche non volendo, uno diventa leggermente un po' aggressivo, ecco, mi passi il termine, insomma, la certezza della pena, perché se poi succede che uno spara dopo che ha subito 10 episodi, io comunque gli do la garanzia che questo era stressato. Alla fine Berti, è chiaro, no? Se si fosse ritrovato in una situazione come questa, e vai, alla fine... Ma chiaro, poi ci troviamo di fronte all'esasperazione, ma cose ancora più assurde, purtroppo le abbiamo viste anche qua, è quando addirittura i criminali chiedono il risarcimento del danno. Cosa che avevano fatto. Esatto, cioè queste siamo alle follie italiane più totali e assolute. Scusate se mi intrometto, scusate, ma penso che sia, che deva dirla. Allora, e mi rivolgo anche a lei che è senatore, che ha più potere di me, ok? Io parlo da umile cittadino e da imprenditore. Dico, cosa ci vuole a sistemare sta benedetta legge sulla legittima difesa, che oltretutto è un nostro diritto sacrosanto, la sicurezza e legge sulla legittima difesa. Perché non è possibile che in Italia il messaggio che viene mandato è: viene pure in Italia a delinquere, che tanto mal che ti vada hai anche un'assicurazione sulla vita. Allora dico io, no, e si chiama buonsenso, tu delinquente, quando oggi hai deciso da persona onesta diventare delinquente, hai perso tutti i diritti, stop, tu non devi essere risarcito su niente, casomai deve essere risarcita la vittima, 1. 2, il magistrato, il PM che fa le indagini, ma si è mai messo nei panni di quelle povere persone, di quei poveri disgraziati, e io mi metto dentro a quel mucchio? E si è mai domandato cosa possono provare, cosa può scaturirli dinanzi, perché la gente per bene di notte è dentro casa sua che sta dormendo. Sta guardando Antenna 3, scusi. Sta guardando Antenna 3, va benissimo. Non è in giro a rompere le balle sulle case dell'altra gente, no? Io ve lo dico per esperienza mia personale. Dentro di te ti succede che hai una miscela che diventa, anzi... Una pentola a pressione. No, una miscela che è devastante quello che ti succede dentro te, perché tra adrenalina e paura tu non capisci più niente. È inutile che poi vengano a dire ma io avrei fatto, ma tu... No, bisogna provare sulla propria pelle quelle cose. Io vorrei che un magistrato le provasse prima di giudicare una roba del genere, perché non è possibile mettersi sui panni del delinquente, poverino è morto, poverino ha lasciato, poverino è stato gambizzato, poverino è stato paralizzato. A me di te delinquente non me ne frega niente, anzi aggiungo che ogni tanto qualche delinquente morto fa solo che bene, perché devono imparare. Questo è quello che dice. Devono imparare che la gente è esasperata. Vabbè, discutibile. Santini, è chiaro che qui... Sono entrati in casa appunto per fare del cioè è una roba... Però ricordate che siamo in un paese dove comunque, come si diceva prima, non è un Far West, ci deve essere una risposta che è
pari, come ci insegnavano nella fisica, uguale alla spinta ricevuta, diciamola così. Allora lui ovviamente è vessato, è stressato, ha tutte le ragioni. Cioè io devo preoccuparmi il delinquente che ho davanti cosa ha in mano, se devo rispondere all'offesa, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Il garantismo non può essere nei confronti di chi delinque, il garantismo deve essere nei confronti del cittadino onesto, cioè, che paga le tasse, paga i servizi di sicurezza, paga le forze dell'ordine e deve essere garantito da questo. È normale che uno che delinque perde questi diritti. Io dico che siamo amministrati da una massa di vigliacchi, perché se proteggono i delinquenti e a me che sono onesto, che pago le tasse, cioè casa però mia, si sono messi nei panni del barbone che ha rubato il pezzo di pane. Con le parole, perché nessuno protegge i delinquenti da parte dello Stato. Io rispetto per la sua vicenda, per le cose che ha detto, hanno emozionato anche me, però lei non può permettersi di dire che lo Stato protegge i delinquenti. Io mi permetto perché ho le prove. Io ho le prove. Tutti abbiamo le prove. Può dire che la legge va migliorata, come è giusto, può dire, ma lei non può dire che lo Stato protegge, se no se ne assume anche le responsabilità. Ma certo, ma non me ne frega niente, per essere costruttivi e dare una risposta tangibile a una persona come lui o a una persona anche come me che è a casa e si trova in una situazione. Faccio io la domanda a lei, cosa state facendo per la sicurezza e la legittima difesa? Ditemi cosa state facendo. Sì, adesso se ha un po' di pazienza glielo diciamo. Io la pazienza ce l'ho, me lo dica lei, Allora, siete voi al governo, me lo dica lei. Abbiamo appena finito di dire che abbiamo fatto un sacco di norme sui reati ambientali, sull'omicidio stradale. Avete depenalizzato 60 reati. Certo, e vi ho detto anche, avete depenalizzato. Se lei è stato attento all'inizio, ho detto che soprattutto quello di togliere, di ridurre la pena sul furto, in modo tale che scatta la condizionale e non l'arresto, la detenzione immediata, è stata un effetto collaterale che va rimediato rapidamente ed è già in via di miglioramento, cioè i furti andranno comunque puniti con l'arresto fin dalla prima, e questo sarà a breve. Sulla legittima difesa vorrei parlare anche all'assessore Lanzarin. Allora, attenzione, la legge in vigore è una legge che non ha fatto l'attuale governo, è stata fatta nei governi precedenti. Attenzione, cosa c'entra? E pone un problema che sapete, due problemi allora. Parliamo del 2006. Esatto. Okay. Ed era ministro dell'interno, non era uno del Partito Democratico, era chi era ministro dell'interno allora, e ha fatto probabilmente una norma con tutte le intenzioni di farla bene. Io non metto mai in discussione, ok? Bene, proporzionalità, due cose sono importanti, perché per gli effetti del famoso risarcimento, anche del caso che è successo da qualche altra parte, no, del risarcimento, è il concetto di desistenza. Cioè, la legge attuale prevede che quando c'è la desistenza del delinquente, quello che vuol fare una cosa e poi va via, va bene, va via, non può essere, non c'è legittima difesa. Come se fosse preterintenzionale. Ferma lì, questo è un problema serio della legge, perché cosa succede? Che quello lì, che sapete qual è il caso, certo che bisogna modificare, per quello bisogna modificare, l'avete fatta voi però, Lanzarin, calma. Ma ho capito, allora, le leggi, allora, siamo qui, cioè nel senso, allora noi stiamo introducendo, tutti, proprio in quel progetto di legge che voi farete in un modo, noi facciamo in un altro, stiamo introducendo esattamente questo concetto, che la legittima difesa è sempre, diciamo così, garantita, legittima, quindi non c'è mai eccesso nei di casi, difesa? in tutti i casi in cui l'azione che viene fatta provochi esattamente quello che ha detto Zancan, cioè il turbamento nella persona, va bene? Questo è un concetto chiarissimo. Io sto dormendo a casa, sto facendo il pisolino d'estate con le finestre aperte che è caldo. Se uno spara in giardino? È pertinenza, è la pertinenza. Prevale il turbamento. Il problema che si distingue dalla vostra proposta, Lanzarin, che non possiamo in nessun caso accettare, perché vorrebbe dire abdicare allo Stato di diritto, è il fatto che comunque questo va sempre accertato, nei casi soprattutto in cui ci sia una vittima ovviamente, no, da un magistrato, cioè il magistrato, però la categoria del turbamento non è meccanico, cioè il magistrato comunque deve aprire un'azione, perché in Italia esiste in tutti i sistemi non indaga chi si è difeso. Certo che non lo indaga, perché introducendo la categoria introducendo la categoria del turbamento rende legittima la difesa
anche in quei casi, diciamo, Sì, ma che questo- oggi in qualche maniera, sì, ma interpretando questo- la norma, ma possono questo essere glielo vado a dire a aggirati. Questo Il glielo vado a concetto dire del a Ermini. turbamento. Questo glielo vado a dire al signor Ermini. Sì, ho parlato al proprio- genio di Ermini. sì, ho parlato proprio quella con Ermini, sera, guarda, quella sera che hanno esattamente- accantonato la proposta della esattamente Lega, ieri sera. proprio quella sera, Sì, la sera perché la stessa, su proposta- Virus, e io ero in diretta con lui. Sì, Sa cosa mi ha risposto? Sì, mi ha detto anche, Quando- m'ha detto anche di salutarla. Ah, bene, allora, bene, detto questo, bene. detto questo, che mi sono mi ha informato. risposto, Ma adesso io non- caro, mi ha risposto. Ermini ne parlerà quando Beh, vorrà. insomma, Mi ha non c'è risposto, sta Siccome caro giustamente Zancan, lei mi ha chiesto di parlare con Ermini, l'abbiamo io le ho detto che l'ho accantonata. fatto ieri sera, Ascolti, perché siccome dovevo ascolti, venire qua, ascolti. mi sono informato con la commissione dove Allora, sta cosa facendo le ha la legge. risposto? Allora, Cosa le ha siamo- detto? Cosa le ha Allora detto? Ciao. siamo a questo punto. Mi ha detto la No, differenza, guardi, Zancan, lasci scusi, stare, no, lasci parlare me. no, sto Lasci dicendo una parlare cosa me. molto seria, Dai, perché il suo compagno mi ha detto che l'hanno accantonata perché se per caso di notte entra un ladro dentro casa sua o dentro casa di qualcuno, no, non ha dentro casa sua, dopo gliel'ho fatto io l'esempio dentro casa sua, dentro la casa di qualcuno, non sbuffi perché è una cosa seria quello che sto dicendo, dentro la casa di qualcuno e il proprietario lo ammazza e dopo si accorge che non aveva un'arma o aveva una pistola a giocattolo o aveva Non aveva il qualcosa. tappino rosso. Esatto. No, non va bene, non va bene. E ora io gli ho detto, ma se te dentro casa tua di notte Ma ti cosa ci entrano viene a dentro fare casa a uno? e tu cosa ti vai a chiedere? Cosa gli vai... Scusa genio, cosa gli vai a chiedere? Vabbè, Scusa, fammi Zancan, vedere che però- arma Vabbè, hai. allora- Fammi vedere. Dai, santo Dio. Dai. Questo è il tema della proporzionalità che Dai. viene assolutamente superata, perché il Ma glielo concetto dica Ermini che Sì, quello che era esattamente nella proposta di... Il problema con la Lega è stato su un punto, che la Lega, nella proposta della Lega, per quello che non so io, non sono in quella commissione perché è alla Camera, poneva il problema, diciamo così, del fatto che non ci doveva essere la, tra virgolette, discrezionalità del magistrato. Questo è un punto irrisolvibile, perché in Italia qualsiasi azione... È discrezionale. No, è irrisolvibile il problema, il magistrato apre comunque il fascicolo. Vabbè, perché Allora con bisogna la dare al denuncia- magistrato dei criteri certi, Ma come- vabbè. per i quali non possa essere. Allora, io devo andare in siccome pubblicità, quello di devo proporzionalità andare è un in criterio pubblicità. poco certo. La politica. Devo andare in La pubblicità. magistratura. Devo andare in pubblicità, si spengono le luci, si va in pubblicità. Storiella divertente, a un mio amico gli aveva lo zingaro in casa, mi tocca dire così adesso mi ammazzano, è andato lì e lo zingaro ha detto perso, come ti perdi in casa mia? Torniamo dopo. Eccoci, allora è qui, sabato sera sentite scricchiolare o bussare alla porta, se vostro suocero non aprite. No, scusatemi la battuta, però insomma ci stava, giusto per sdrammatizzare quello che abbiamo sentito prima. Allora, Berti, è una questione... C'è una questione di fondo. difficile, di fondo, perché è frutto di una serie di... Allora, c'è un principio fondante. governi. C'è un principio fondante proprio del diritto italiano che personalmente io non condivido assolutamente, ovvero è quello che dice che quando il giudice applica la norma lo fa in favorrei. Che cosa vuol dire? Lo fa in favore del reo, quindi l'interpretazione della norma e l'attribuzione della pena avviene in maniera più garantista possibile. Ma io dico, di fronte a casi del genere, come faccio io ad essere garantista nei confronti di delinquenti? Perché quando, in un altro caso, limite che abbiamo avuto in Veneto, quando abbiamo avuto il tabaccaio Birolo che si è trovato dentro in casa, ma uno che si è messo, cioè uno è uscito di casa, questo delinquente, con una Panda, si è messo una scala sul tetto per usarla come ariete, per spaccargli la vetrina, per entrargli dentro in casa, per rubargli la cassa, lui è andato fuori, gli ha sparato e ancora si è preso, l'ha ammazzato, e vorrei dire... È stato condannato. No, piano, deve risarcire Sì. 350.000 euro alla famiglia, gli hanno fatto causa. Ma, ma questo è un paese civile? Ma questo è un paese civile? Ma questo non è una questione di garantismo? Cioè, questo è allucinante, questi hanno pure l'assicurazione. Allora, questa è una questione di uno Stato normale che deve garantire al cittadino che era a casa, dormiva, per i fatti suoi, è arrivato uno con un ariete, gli sfonda la casa e gli porta via la cassa. Questo ci rimane secco, Però ha sparato, ma non esiste. cioè in teoria questo aveva la pistola, perché poi... Ma io sono d'accordo, ma io voglio dire... Insomma, Questo, tra l'altro questo abitava anche al piano di sopra, il signor Birolo. Cioè, gli è arrivato... Sarebbe risolto il problema. Ho capito, ma... Cioè il magistrato non può più... No, è un caso interessante questo con la nuova legge.
che quando sarà fatta, insomma, spero Col presto. turbamento? Col turbamento. Col turbamento? Sì, sulla legittima difesa, questo caso in cui, siccome lì il problema, io la sentenza l'ho vista, non l'ho vista proprio accuratamente, ma c'è qualche cavillo, diciamo così, nella legge esistente che permette al magistrato di sindacare, tra virgolette, il fatto che se c'era un pericolo imminente, il discorso di sindacato prima. che era il Sì, fuggiasco era di traverso, quindi era come se si scappasse. Questo tema va superato, io sono il primo a dirlo. Io vorrei che Zancà potesse dire, cioè, tu stai guardando su uno di traverso, sei dritto davanti a te. No, Hai paura? cioè, non hai il tempo. Ma non hai il tempo, ma è normale, siamo esseri umani. Infatti Bravo. il concetto è che la legittima difesa è legittima in tutti i sensi quando provoca, perché è un'irruzione, perché è un'effrazione, perché è una minaccia esplicita, provoca turbamento nella persona. Il giudice a quel punto lì ha l'argomento e non condanna proprio nessuno. Questo sarà la modifica della legge. Grave questo concetto del turbamento è grave giusto, turbamento. corretto. Chi è che decide quando è grave e quando no? Cioè, Quando entra a casa è chiaro che E anche là secondo poi me non è turbato. si aprirà la questione di com'era il turbamento, se era tanto turbamento, se era poco turbamento. Quanto turbato è Fanelli? Me lo dica a quest'ora. Sì, però non ironizziamo sempre. È turbato? La politica italiana sono molto No, ma certo, ma allora è chiaro, abbiamo sentito questo caso Molto. limite, il caso del tabaccaio, qui una persona che ci racconta la verità, come l'ha vissuta, e allora per voi qual è la situazione? La situazione... Cioè in maniera concreta, alla fine voi che cosa chiedete per aiutare il cittadino, per capire se per evitare anche questa legittima difesa, perché insomma se ci fossero più forze dell'ordine forse non ci sarebbero più controlli nelle Posso strade. fare un paragone anche ai telespettatori? Recentemente abbiamo avuto degli incontri con della polizia rumena, un paese della comunità europea con un loro ordinamento, sono passati al vaglio, fanno parte adesso della grande famiglia di noi europei. Lì in Romania una persona ruba per un furto banale, si fanno almeno 3 anni di reclusione. Attenzione, che non è il discorso all'italiana, la sentenza emblematica formale così enunciata che dopo legge Gozzini, i benefici della condizionale, incensuratezza, la non menzione, l'affidamento ai servizi sociali, l'arresto domiciliare, la detenzione domiciliare e quant'altro. In galera non ci sta nessuno. In Italia una persona che fa un reato ha la certezza che in galera non ci va. Ha la certezza che di scontare la pena per intero, lui è sicuro che non lo farà. In Romania chi ruba si fa 3 anni di reclusione, tant'è vero che i rumeni, che non è vero che quei luoghi comuni spiacevolissimi che si sentono, no? Che i rumeni sono così, i rumeni partono di là per venire a rubare qua, perché a casa sua non rubano proprio niente, perché se la fanno addosso, perché sanno che se un poliziotto e un giudice rumeno li prende, li arresta, li mette in galera e ci stanno dentro. Questa è la certezza della pena. Qui vengono e trovano, come diceva prima il rappresentante del Movimento 5 Stelle, il paese dei balocchi. Ma ora dico l'ultima provocazione. Io voglio dire una cosa che spero che i telespettatori mi ascoltino. Allora io voglio porre un ragionamento, anche per questa classe politica che ci sta ascoltando. Di fronte a un delinquente ci stanno un indotto di persone che ci mangiano, che ci campano e che ci vivono. Tolto il delinquente va a finire che tutto questo indotto è finito, non c'è più. Dal giudice, il magistrato, il cancelliere, il poliziotto, l'avvocato, gli interpreti, il perito. Sanitario. Aspetta, ma poi dopo c'è l'antifurto, dopo ci sono i serramenti antisfondamento, le assicurazioni contro i furti. Poi provate a immaginare se da oggi in poi, e se gli sarebbe facile, si prendono, si mettono in galera, ci restano là dentro. A quante persone togliamo via il lavoro? A quante persone? Il delinquente è un datore di lavoro in questo paese. No, questo è un punto di vista interessante. Poi mi fa piacere, poi abbiamo un collega, penso da quelle parti, che diceva sì è vero, ma io vivo qua in Italia, quindi era tranquillo. No vabbè, dopo non volevo fare no vabbè, ma chiaro che io lo saluto. Per carità, no, è bravissima chiaro. Gente. Però c'è anche il problema, appunto, dicevamo, allora Fanelli, c'è anche il problema appunto che voi, come dicevo prima, avete i mezzi molto spuntati. E mi ricordavo di un episodio molto interessante che si collega comunque a una questione di sicurezza. Allora, lei
lavora all'ufficio immigrazione, non è un ufficio semplice. No. Allora, voi dovete dire chi è, diciamo, può venire qui perché è una persona vessata, perché è una persona che è da profugo della guerra e chi no. Allora voi vi hanno tolto anche l'interprete, quello che c'è, quell'altro, arriva questa persona che non parla parola italiano, vi dice che abita qui, voi col vostro mezzo di Google Map andate, vero, scusate, verissimo. dico Google Map, andate lì, questo vi dica deserto, voi dite forse abiterà lì, verrà da lì No, e voi ma mettete il è timbro. vero, no, Che bella la sicurezza in Italia, vabbè, però insomma è un po' così. Il bello è che così? è quando, se io magari È gli così. chiedo a lui dove è nato, no, a uno di noi, Pensa, così? a chi è nato, gli dice scusi, quali sono i comuni che sono limitrofi, no? E lì casca il palco. Ma non è sicurezza Ma non anche abbiamo nessun tipo di strumento. Quando facciamo le commissioni territoriali abbiamo questi finti profughi, perché realmente chi viene dalla guerra si C'ha il vede, passaporto, c'ha i ha il soldi. passaporto, bravissima, si identifica immediatamente. Quegli altri invece abbiamo abitano una così, marea di nome. africani che vengono, quanti liberiani, finti liberiani invece dopo sono stati Marocchini? nigeriani. No, marocchino no, il Però marocchino. c'è il marocchino ha la popolazione No, più alta no, che abbiamo no. nelle carceri italiane, Marocchino- sono 8.000 unità, non è una No, cosa... il marocchino no, Però non insomma si mi fa. fa ridere questa cosa che Fanelli dice che guarda questa persona con tutte le buone intenzioni e questo gli fa così col dito, Sì, boh. sì. Come dire, quando devi attaccare, sei bendato la coda all'asino, fai il gioco da bambino, da qualche appunto, parte sta coda sì. l'attacchi, voi tu mettete il timbro e dice non ho tempo da perdere. Bravissima. Detto così, E mi però ha detto- dopo fa ricorso, però- articolo 35, va da un tribunale, sistematicamente trasformato da protezione sussidiaria e protezione internazionale a motivi umanitari. E noi li E metteremo restano qua. tutti qui in Ma Italia. insomma basta che vi E dica che nel restano suo tutti paese qui in Italia. che gli dica che nel suo paese lui è gay e quindi non ci può ritornare, Sì. oppure per motivi È religiosi. gay come quello che ti ricordi che te l'ho raccontato, Sì, il sì. gay che dopo aveva 2 mogli. Era... Queste sono... Però dai, una risata se la fa ogni tanto Fanelli, Sì, no? ormai ho fatto l'antidoto. Quindi lei che cosa chiede? Cosa Un voglio po' che più di chieda? rispetto. Certezza della pena, un atteggiamento da parte della politica e di chi ci governa, di centro-sinistra e centro-destra, serio, reale. Se vogliono effettivamente risolvere il problema sicurezza, ci devono dare innanzitutto un maggior riconoscimento professionale, giuste gratificazioni economiche, i giusti mezzi per poter fare guerra a una criminalità che è sempre più efferrata, perché adesso stiamo qui parlando di microcriminalità, ma la criminalità è anche quella organizzata, che non è più quella alla Totorina, è diventata ancora più, come dire, elaborata, sofisticata, anche... Abbiamo una criminalità molto efferata. Molto cioè, efferata, poi ci sono professionali, questi cioè, flussi sinistra. migratori che portano ovviamente quando le criminalità sentiamo sti organizzate. anziani che vengono picchiati quasi a morte, cioè è veramente questa una efferatezza poi criminalità molto diversa da quella. Sì, non è quella che Sono conoscevamo. casi sporadici, cioè, non fanno notizia ormai, Vabbè, dai. insomma, è chiaro. Allora, io prima ho detto zingari, ma dico Roma, passatemi il termine, insomma. Comunque, a parte questo, allora, Santini, è chiaro, queste sono le richieste. Insomma, a trovare la madre di tutte le colpe si fa tanta fatica. Bisogna fare, no? Il Presidente dice bisogna fare. Allora, facciamo che questa persona viva rilassata. Giusto? No, ma andando in ordine, allora abbiamo detto la legge sulla legittima difesa verrà migliorata e verrà migliorata nel senso di togliere quelle zone, chiamiamole zone d'ombra, che oggi permettono a uno che delinque gravemente, perché chi entra in una casa comunque armato o non armato è uno che delinque volendo delinquere, deve avere la certezza dell'arresto e del carcere, e deve avere il fatto che se dovesse succedere qualcosa, cioè la reazione legittima appunto difesa della persona, questa deve essere, diciamo così, immune da difficoltà giudiziarie o da cose di questo genere. Questo è il primo punto. I tempi di questa legge sono possibili, ovviamente in Parlamento bisogna mettersi d'accordo con le forze che sono in Parlamento, ma insomma la volontà della maggioranza è Mi Esatto. questa. sa che il Movimento 5 Stelle ci sta. Così come è importante, io lo voglio dire, lo dico anche in maniera particolare al rappresentante delle forze dell'ordine, che sicuramente, per quanto posso dire, negli ultimi 3 anni si è cercato di superare il concetto di tagli lineari, di trovare le risorse necessarie. Io sto alla Commissione Bilancio, vi assicuro che non è semplice trovarle, perché è vero che bisogna combattere gli sprechi, è verissimo, però ogni volta che si combatte uno spreco state certi che viene fuori un movimento molto ampio che difende quello spreco. Cioè non è semplice l'indotto dello spreco, perché ognuno diciamolo pensa così, che lo spreco sia l'indotto dello quello spreco. dell'altro. Allora io devo chiudere, Santini. Allora, però la sicurezza è una priorità, lo voglio dire Ecco. con molta nettezza, come si è visto anche dal fatto che le dotazioni sono migliorate, le risorse sono state stanziate, proprio nella stabilità sono state messe delle risorse,
ce ne vogliono ancora, Però, bisogna farlo. Si sta parte. migliorando anche la normativa, abbiamo visto, della giustizia, prima parlavo dei tempi dei processi, devo chiudere. la certezza del diritto è un fatto. Allora, è un percorso, io non sto dicendo che Lungo, tutto va bene, però non sto dicendo che tutto va bene, i problemi sono ancora tanti, la direzione per risolverli, a mio avviso, è quella giusta e bisogna perseguirla insieme proprio per rispetto alle forze dell'ordine e alle vittime della delinquenza. Chiudo perché poi mi stanno facendo così. Grazie Giorgio Santini, senatore del Partito Democratico, però insomma magari faccia conoscere, io dico, porti da Renzi il nostro Roberto Zanca, imprenditore orafo. Come ci vado volentieri. Come ha sentito, conosce il nostro responsabile della giustizia. Vabbè, però Manuela Lanzarin, assessore della Regione Veneto, insomma donne, continuate così in Regione che andate avanti. E grazie a Fausto Fanelli, direttore nazionale del COISP, ci tornerà a raccontare parecchie situazioni strane, e grazie a Jacopo Berti, consigliere del Movimento 5 Stelle nella Regione Veneto. Grazie a tutti quanti, buona notte.